Parliamo di 150 milioni di taglio su un fondo di 420 milioni, quindi diciamo un terzo delle risorse saranno tolte. Se la manovra di stabilità resta così, i cittadini si troveranno, o i patronati non ci saranno più o avranno con risorse limitate e non potranno più garantire tutto il bacino d'utenza. Il cittadino non avrà più nessun punto di riferimento e dovrà eventualmente far riferimento a altri enti che non svolgeranno poi come noi il servizio gratuitamente. Le fasce maggiormente interessate sono i cittadini più deboli, quelli che non possono permettersi di pagare una parcella magari a un professionista per vedere tutelato un diritto. Ci stiamo muovendo a livello nazionale con la raccolta delle firme e a livello locale con varie iniziative. Noi abbiamo sabato i banchetti, questa è un'iniziativa nazionale, la giornata di protesta, raccolta firma e banchetti in tutte le piazze italiane.